Albignasego Calcio, col numero 1 Tonini, col numero 2 Ike1, col numero 3 Baratin, col numero 4 Sbroggiò, col numero 5 Rizzi, col numero 6 Chiocca, col numero 7 Scarabello, col numero 8 Abu Wafi, col numero 9 Pepe, col numero 10 Salvatori, col numero 11 Gian. A disposizione dell'allenatore signor Rossi Pietro, con numero 13 Abu Wafi, con numero 14 Arzilli, con numero 15 Busotta, con numero 16 Barbieri, con numero 17 Piccarello, con numero 18 Luis. Auguriamo a entrambe le squadre una buona partita, un in bocca al lupo e che vinca il migliore.
premiare la seconda classificata, che mi preme dire una squadra completamente di ragazzi annata 2001. E quindi facciamo a premiarli all'Albignasego calcio. Un po' di entusiasmo, scusate. Siete abituati a alzare la coppa dei secondi, dai. Un applauso. Adesso, prima di premiare i vincenti del torneo, andiamo a premiare il capocannoniere, unico, con 6 reti della squadra del Fossò, Cipriotto Cristian. Quattro calciatori con 5 reti, uno solo a 6. Cipriotto Cristian, complimenti. Adesso passiamo al quello che è stato il ballottaggio per la premiazione del miglior portiere. Miglior portiere, la decisione è pesata tanto tra il portiere del Campodarsego, Alessandro, e il portiere dell'Albignasego, Tonini Luca. Come dicevo, le premiazioni precedenti dei giovanissimi, per fortuna i nostri ragazzi sono in 5 a decidere, i nostri giudici, e la bilancia è pesata dalla parte di Ballin Alessandro Campodarsego, miglior portiere. Complimenti Alessandro. Adesso passiamo all'ultimo ballottaggio di premiazione, che sarebbe miglior giocatore, e qua il peso è stato difficile. Allora, il ballottaggio è tra Andrea Trevisan del Mestrino, Cipriotto Cristian del Fossò, Salvatori Filippo dell'Albignasego e Mesi Dennis del Campodarsego. L'hanno deciso all'ultimo minuto perché erano molto indecisi, e la coppa come miglior giocatore del torneo allievi futuri campioni di Dolo è Andrea Trevisan del Mestrino. Complimenti Andrea. Ebbene, siamo arrivati ai vincitori. Vincitori che in finale avevano un avversario leggermente più giovane, ma se lo sono meritato, e quindi vado a nominare vincitori del primo torneo allievi futuri campioni in Dolo, la squadra del Campodarsego. Come si giovani. Bravo Campodarsego, complimenti.